Allora lo sapevamo, non ci serviva che venisse fuori l'Istat, siamo più poveri, stiamo andando in vacca. Ma io penso che gli italiani se ne rendano conto mettendo le mani in tasca, ne hanno sempre di meno, anche perché i prelievi fiscali invece aumentano, il reddito diminuisce, il peso fiscale aumenta e il risultato è questo. Si parla della povertà perché c'è la campagna elettorale, voi l'altro giorno ricordavate che ci sono depositate, se non sbaglio, 65 proposte di legge per combattere la povertà. Sì. La carta, no? Per lavarsi la coscienza. Ma poi oltretutto che proposta vuoi fare per far diventare ricca la gente? È un po' difficile, bisogna lavorare di più. Ma il lavoro viene combattuto anziché agevolato e quindi noi siamo sempre destinati a procedere ma a marcia indietro. Siamo un paese di babbi, l'altro giorno in uno dei mitici titoli di Libero, mitici perché poi se ne parla, perché uno fa un titolo che è anche normale che si capisce, diventano mitici perché poi tutti ci sputano sopra. Sì, vabbè. Questo non ci sorprende più. E raccontavi dei babbi, il babbo Renzi e babbo Boschi. Sai, il babbo Renzi, ascoltando la telefonata che gli fece il figlio, risulta una persona poco affidabile, quantomeno. Sì. Bisogna vedere se si è trattato di uno sfogo da parte dell'ex premier oppure se c'erano delle questioni che non sono emerse. Comunque beati gli orfani, perché avere dei padri che ti ostacolano nella tua carriera, che sia politica o professionale, non è sicuramente una bella cosa. Babbo Boschi, ricordiamo, Banca Etruria. Banca Etruria, non si capisce quali siano gli eventuali reati, però io sinceramente non ho capito per quale motivo. Per Etruria è stato sollevato un polverone che non finisce più e tra l'altro lo Stato non ha aiutato Banca Etruria, non l'ha salvata. Mentre hanno salvato senza battere ciglio il Monte dei Paschi di Siena, lo Stato ha versato 8 miliardi di euro, nostri. Sì, approvando questo finanziamento in 10 minuti. E poi si lamentano perché ci sono i poveri. È chiaro, aiutano le banche, aiutano i potenti. Tra l'altro aiutare le banche buone mi sembra un'ottima idea. Ne conosci banche buone? Sì, ce n'è qualcuna. Per esempio Banca Intesa San Paolo è una banca seria, quantomeno, anche a giudicare dai bilanci. Perché buone da quel punto di vista. Da quel punto di vista. Mentre il Monte dei Paschi di Siena ha prestato soldi a cani e porci e non è stata in grado di farsi restituire, anche perché non aveva le garanzie. Mentre se tu vai in banca a chiedere un mutuo devi offrire delle garanzie, se no non ti danno neanche 5 euro. Nel quel caso lì, quindi voglio dire, mi sembra molto più grave di quello di Banca Etruria, però nessuno è finito in galera, nessuno è stato denunciato, non è mai iniziato il recupero crediti e i nomi degli insolventi non sono mai stati pubblicati. Nonostante battaglie, promesse, cose. Quindi tutto questo fa riflettere. Senti, i terroristi non ci colpiscono per gratitudine, firma questo pezzo Farina che dice che in buona sostanza l'Italia fa comodo ai terroristi, quindi ci lasciano in pace. E anche perché è una via di passaggio, nel senso che attraversano l'Italia e poi vanno in tutta Europa con il loro comodo, eccetera. E poi adesso può anche essere paradossale la teoria di Farina, però non è sicuramente campata in aria. Molti se lo chiedono, ma come mai a noi non siamo stati colpiti ancora C'è anche un altro discorso, che in Italia tutto sommato gli islamici sono di meno rispetto alla Francia, all'Inghilterra e al Belgio, perché è solamente negli ultimi anni che sono arrivati in massa, mentre altrove ce ne sono di più, laddove aumenta il numero dei potenziali, diciamo, terroristi, è naturale che possa poi accadere qualcosa.
Però la gente non è, cioè, non siamo stati colpiti, è stata colpita l'ultima in ordine di tempo, Manchester, ma la gente quando si parla di sto fatto, ho visto, nei primi minuti ovviamente, share altissimi, Certo. adesso ce ne freghiamo, ma è un atteggiamento sbagliato. Guarda, io ricordo negli anni 70 e anche nei primi anni 80 c'erano in Italia molti rapimenti, sequestri di persona. I primi, mamma mia, scatenavano non solo l'interesse ma anche l'angoscia del pubblico. Trasmissioni televisive, giornali, facevano dei titoloni così, eccetera. Dopo 2 anni, a forza di rapimenti, la gente si era assuefatta e quindi non dico che i giornali trattassero i rapimenti come i tamponamenti sull'autostrada, ma siamo lì. Siamo lì. E la stessa cosa succede per gli attentati. Quando appena sono successi, anche dato l'alto numero delle vittime, la cosa suscita impressione, eccetera. Ma dopo un paio di giorni, 3, ci siamo già dimenticati. E poi fra l'altro sono tutti uguali questi attentati, no? Quelli in Francia, quelli... E purtroppo rischiamo di abituarci. E non c'è niente di peggio, perché ci stiamo abituando anche a governi che non fanno una mazza. Sì, ci si abitua a tutto, non ti aspetti più nulla di positivo. Banche, a che punto siamo? Beh, insomma, quando si è trattato di salvare la banca gestita dagli ex comunisti, cioè il Monte dei Paschi di Siena, ci hanno messo 10 minuti ad approvare una legge che prevede il versamento di 8 miliardi a questo istituto di credito. Mentre quando si tratta di altre banche, come Banca Etruria, che è stata al centro delle recenti polemiche, oppure le banche venete, allora quelle possono anche crepare, possono attendere, chi se ne frega. Purtroppo la situazione è questa. Chi ha mandato in vacca le banche venete gira tranquillo in Ferrari. Sì, ma le banche sono state gestite in modo assurdo. Sono stati prestati soldi a chi non li poteva restituire, quindi si è trattato di regali. È ovvio che a forza di operazioni di questo tipo le banche saltano per aria. Senti, c'è stato il famoso titolo della patata bollente riferito alla Raggi, c'è stato un procedimento dell'ordine dei giornalisti. Sì, un procedimento contro di me e contro Pietro Senaldi, che è il direttore responsabile. Io sono stato, diciamo, assolto, non sono stato punito, ma guarda tu, il povero innocente Pietro Senaldi si è beccato una censura che in sé è un po' come il cartellino giallo dell'arbitro di calcio. Però insomma, è fastidioso sentirsi limitati nell'esercizio della professione. In fondo questo termine patata bollente significa soltanto una grossa grana, basta dare un'occhiata al dizionario italiano. Poi fra l'altro proprio qualche giorno fa Lilli Gruber, che non è l'ultima arrivata, non è una sprovveduta, parlando del caso Boschi, certo, recentissimo, ha detto certo che adesso per Gentiloni ha una bella patata bollente, cioè la Boschi. Allora, dalla Raggi, se noi diciamo patata bollente alla Raggi siamo dei criminali. Se invece Lilli Gruber dice la stessa cosa della Boschi, nessuno batte ciglio. A te sembra una cosa seria? No. Mi domando l'ordine con quale logica procede. Aboliamolo questo ordine, non serve. Quella roba che protegge noi giornalisti, no. Protegge, ci va in quel posto. Siamo dentro, però noi giornalisti siamo dentro questo ordine. Che ordine è? È una specie di patumiera in cui c'è di tutto in sostanza. È una cosa che io non sopporto più, sinceramente, però non c'è niente da fare. Non sono capaci con un rigo di penna a cancellare questo ordine che serve solo a spremere dei soldi. Hai parlato di 2 donne, della Raggi e della Boschi, tutte e due nell'occhio del ciclone. Partiamo dalla Raggi. A Roma ai problemi di Roma si aggiunge
la spazzatura che ormai non si può più nascondere. Come fai? Poi, tra l'altro, non tutti lo sanno, la zozzeria di Roma, anche quando viene spazzata, diciamo, e raccolta, poi deve andare in Austria, perché è l'Austria che la brucia. Ma non sono capaci di fare un inceneritore a Roma, ma lo facciano, no? Non lo fanno. Ma spiegami perché. Sono i misteri di questa città assurda che è grandissima. Abbiamo sempre detto che la Raggi è ostaggio di una città ingovernabile, della burocrazia e tutto quanto, però a me viene un sospetto, però. Cioè, sì, ma mica gliel'ha ordinato il dottore di fare il sindaco di Roma. Ha dei limiti, lei, perché capisco che è difficile, impossibile governare Roma, ha dei limiti. Quelli sono evidenti, direi. Ho capito, ma è come se ne esce. Perché tanto poi là, se lei mandava in vacca a Roma, non è un problema dei romani e basta, non è un problema dell'immagine dell'Italia e basta, è un problema anche del nostro portafoglio, perché poi quando va in default dobbiamo cacciare altri soldi. Sì, ma infatti dice, Roma è piena di debiti e prima o poi bisognerà pagarli, e chi li pagherà? Li pagheremo ancora noi, cioè attraverso la fiscalità generale si saneranno i bilanci di Roma, dove sono stati spesi dei soldi a capocchia. Ho capito, questi 5 Stelle la difendono ancora. Sì, certo, è espressione la Raggi, è espressione del 5 Stelle, quindi è chiaro che la proteggono. Poi non è che adesso si va a votare un'altra volta, voglio dire, è un po' difficile, insomma, questa ce la terremo per 4 anni ancora. Insomma, avremo materia per scrivere. Sì, lo so, però la gente poi si stanca, perché tutti i giorni dice Roma è zozza, Roma è sporca, Roma ai topi, Roma ai cinghiali, Roma alle capre. Dopo un po' anche il lettore si scoccia. Non c'è, lo dovresti sapere meglio di me, non c'è limite a quello che può succedere a Roma. No, Roma sono cose che fanno anche ridere, quando si vedono i cinghiali che passeggiano tranquillamente, insomma, ti viene da ridere. Poi a Roma ci sono dei gabbiani enormi, sono alti come Brunetta. Sì. È una cosa spaventosa, ti guardano minacciosi. Se per caso uno ti vola sopra... Sì. E molla, sgancia, e lì. Sono cavoli. Sì, lì devi. Hai fatto giornata. Sì, è una cosa incredibile. Non porta fortuna. No, non mi pare proprio. Senti, invece la Boschi ancora le grane per il caso Etruria. Sì, fra l'altro non si verrà mai a capo di nulla, perché ammesso che le cose siano andate come le ha raccontate De Bortoli, che ha detto, ricordiamo, che ha detto la Boschi si è incontrata con l'allora amministratore delegato di Unicredit, chiedendogli, facendo pressioni o comunque facendo una richiesta ben precisa: guardi dottore, cerchi di esaminare la pratica Etruria e magari ve la comparate voi di Unicredit, che siete una bella banca importante, eccetera eccetera. Io non so se le cose siano avvenute così, ma ammesso che siano avvenute così, non vedo il problema, perché una richiesta non significa accettazione automatica o sai, le famose influenze, non significa niente, ma i governi hanno sempre fatto queste cose. Però siccome l'ha fatto la Boschi, renziana, allora adesso la moda è quella di dare addosso a Renzi e a tutti i renziani, eccetera. Per cui non lo so, io non vedo uno scambio. Poi ti cominciano a star simpatici, quelli che si prendono le legnate gratuite. Per cose, secondo me, non così importanti, voglio dire. Non è detto che le cose siano andate così, ma anche se sono andate così non mi sembra il caso di far scoppiare la terza guerra mondiale. De Bortoli doveva anche vendere un libro. Sì, il libro, ma non ce l'ho mica neanche con De Bortoli. De Bortoli ha saputo una cosa, l'ha scritta, ma da lì a far scoppiare uno scandalo senza fine mi pare che ce ne corra.